In molti a Venezia lo avrebbero voluto premiare con il Leone d'Oro e per questo il verdetto della giuria, presieduta da Kate Blanchett, fece assai discutere, dividendo la platea di pubblico e critici. È Notturno di Gianfranco Rosi il titolo candidato a rappresentare l'Italia come miglior film agli Oscar del prossimo aprile. Così Rosi aveva raccontato nella nostra intervista esclusiva il film e il suo rapporto speciale con Venezia, all'indomani degli applausi scroscianti ricevuti in Sala Grande al Lido. 7 anni fa per me fu la più grossa emozione essere qui in competizione, in concorso con un documentario e forse per la prima volta si rompeva questa regola, no? Di mettere un documentario in concorso a Venezia. Fu un atto di grande coraggio da parte di Barbera e per me era una conquista perché io fin dai miei primi film ho sempre non atteso, non rispettato questa cosa del documentario, della finzione, no? Quando inizio un film non mi chiedo se il mio film è fiction o documentary o cosa, voglio che la parola cinema sia presente. Oltre a Notturno, nelle varie categorie saranno presenti, candidati agli Oscar 2021, circa una quindicina di film presentati in anteprima mondiale alla Mostra di Venezia 2020. Il film ha ricevuto un applauso molto lungo e io non ero in sala perché non guardo mai i miei film, non riesco a essere in sala, quindi appena buio sono uscito e sono tornato alla fine e mi hanno detto che c'era un silenzio rigoroso e c'era un'attenzione molto rispettosa del film, e quindi penso che sia andato molto bene il film. La nomination all'Oscar una sorpresa, ma che? Un percorso ricco. Quindi da Venezia si apre un lungo Lungo percorso. percorso, che è il percorso che chiude l'anno dei festival e poi inizia negli Stati Uniti il percorso dell'Oscar, quindi vediamo se anche quest'anno entriamo in quella selezione.